State già qui, salve. E siete pronti allora? Pronti. Dobbiamo correre. Un secondo. Va bene con la cravatta, sì? Facciamo con la cravatta oggi. Ma vi state già riprendendo? Sì. Ma vi state già riprendendo? No, che fate? Già vi riprendete? È andata così, continua. Vabbè, abbiamo scelto l'eleganza napoletana famosa in tutto il mondo. Mi date un secondo? No, però questo lo tagliate, va bene? Tu ridi. Tu fai degli scherzi terribili. Questo è un nodo brevettato. Doppio. No, ma è particolare. Una volta non si sposta più. Mazza. È la garanzia, perché poi sai, delle volte la cosa che un po' dà fastidio è quando si allentano i nodi, no? Durante il giorno. Così invece è un nodo che rimane. Uno slogan, non Va allentare bene? i nodi, perfetto. Va bene? Perfetto. Perfetto. Allora, la facciamo in piedi? Sì, mettiamoci qua in piedi. Stai. Presidente, che domande mi vuole fare? Ah, guardi, le faccio una domanda che mi ha No, glielo do fatto... proprio in mano. Ah, ecco, allora, no, la faccio perché l'altro giorno era la conferenza con la stampa estera, con i giornalisti esteri, e un giornalista pakistano mi ha fatto una domanda che mai nessun giornalista italiano mi ha fatto. E mi ha detto questo, mi ha chiesto, Presidente, come mai il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica che non è coinvolta in casi di corruzione? Ecco, risponda lei. Ma da giornalista che segue l'attualità e le vicende politiche, come se lo spiega? Quindi è bene che ci sia l'attenzione, ci sia un dibattito democratico rispetto ai casi di corruzione dilaganti da nord a sud e non si gira la testa dall'altra parte? Che è bene non condannare prima di avere la condanna e che sia la politica a guidare il dibattito pubblico e non, diciamo, dei processi che invece si devono svolgere in tranquillità. Perfetto. Quindi allora nessuna gogna mediatica, però mi faccia capire allora, di fronte a casi dove emergono elementi oggettivi, riscontrati dalle inchieste ed emergono dei casi in cui effettivamente c'è il politico di turno che è stato coinvolto in casi seri di corruzione, infiltrazione mafiosa, eccetera, per le garanzie costituzionali cosa significa? Che ce lo teniamo fino alla sentenza passata in giudicato per 10 anni, continua a fare il governatore, il presidente di regione, il ministro, il sottosegretario? Beh, la sfida più che altro qua è non aspettare 10 anni per avere una sentenza e poi anche valutare l'opportunità politica, però deve essere sempre la politica che guida questo processo e non lo subisce, secondo me. Io voglio, una volta fateci fare a noi politici, vi chiamo un po' pressione, visto che poi rispondere, risponda, non sfugga. Però lei mi porta a dire quello che vuole lei così. Seconda domanda, vedi come sto incalzando, e la seconda domanda è come giudica lo stato dell'informazione in Italia? Io, diciamo, nel mio piccolo dei condizionamenti non li subisco. Ma adesso ti faccio una domanda provocatoria, come la fate voi giornalisti. Ma lei non pensa che al di là del principio, la libertà della stampa, la libertà di manifestazione del pensiero, che sono principi sacrosanti costituzionali, e al di là del fatto che ovviamente dovremmo avere un pluralismo di testate e non concentrazione di potere, poi alla fine la vera libertà uno o ce l'ha o non se la dà, cioè dipende sempre dalla sensibilità deontologica del singolo giornalista. Secondo me è più pericolosa l'autocensura che non la censura. Delle volte non ha l'impressione che qualche volta uno si autocensura pensando di poter scontentare, non so, il potere di turno? Il meccanismo a cui vengono anche estrapolati dei pezzi di discorsi diventano notizia, magari stravolgendo a volte o comunque cambiando il significato all'interno del contesto, quindi chi fa la prossima volta la domanda dice ma questa domanda se poi viene estrapolata, quindi subentra anche diciamo, un condizionamento, insomma un problema. Comunque lei con la sua testata si sente tranquillo, autonomo e indipendente. Ma più che altro noi siamo un'agenzia, quindi chi vuole farci domande noi rispondiamo. Il braccio di ferro abbiamo già fatto. Mora cinese? Può andare? Ok. Allora. Ok. Come si... 1, 2, 3. Eh no, qua mi ha battuto, riproviamo.